caloroso saluto a tutti gli amici di mattoscacco.com. Eccoci qui oggi a vedere una nuova apertura, una nuova. Di nuovo c'è poco in questo mondo scacchistico, soprattutto con l'avvento dei computer, però nuovo su questo canale. Parleremo appunto della difesa nizo-indiana. Ovviamente prende il nome del suo creatore, Aaron Nizovic, un grandissimo giocatore. Si tratta di, te la faccio vedere e poi te la spiego prima. Quindi l'apertura di 4, cavallo F6 che quasi sempre genera dei sistemi indiani col fianchetto, e 6, cavallo C3 e alfiere B4. Questa è la struttura di questo tipo di partita, che come ti dicevo è un po' un incrocio fra due parture, un po' fra la Steinitz che gioca il bianco a colori invertiti, praticamente il bianco gioca a cavallo F6 e alfiere B5, è come se fosse anche una sorta di Ruy Lopez, quasi, a colori invertiti sempre, e ovviamente la partita inglese con il pedone in C4, cavallo C3 e poi a volte D4 e così via. A differenza, come ti dicevo appunto, di sistemi indiani tipo l'est indiana dove il nero fianchetta subito, qui prima di vedere un fianchetto passerà un po' di tempo. Innanzitutto ovviamente non ci sarà più il fianchetto in G6 perché ormai l'alfiere camposcuro è stato sviluppato e creare una spinta di pedone andrebbe a creare indebolimento sulle case nere. Immaginati questo pedone sulla casa bianca e le case nere sono veramente troppo deboli. Perciò se ci sarà un fianchetto ci sarà sicuramente con B7, B6 e alfiere poi in B7. Ecco, questi sono un pochettino, è un po' la struttura. Cerchiamo di capire ora invece i piani di gioco, perché in ogni apertura, più che imparare a memoria le mosse, bisognerebbe cercare di capire cosa c'è, cosa si può fare in quella determinata posizione, quali sono i piani di gioco. Allora, qui il piano per il bianco è molto semplice, quello che lui vuole fare è controllare il centro con i pedoni, e già un pochettino ci è riuscito. Prima o poi gli piacerebbe giocare la spinta in E4, ovviamente opportunamente preparata, poi seguirà un arrocco perché rende sempre più solida la struttura. Vorrebbe poi sfruttare il vantaggio di alfieri. Perché parlo di vantaggio di alfieri? Perché il nero non ce l'ha gli alfieri? No, perché solitamente quando si passa poi, quando si attacca in modo così aggressivo con un alfiere in questo modo, l'alfiere quasi sempre viene cambiato per il cavallo. Quindi a un certo punto il bianco si ritroverà con due alfieri e sappiamo che la coppia d'alfiere è molto forte. Tutto questo porta però al bianco a un ritardo di sviluppo, perché se ora il nero può arroccare subito, prima che il bianco possa arroccare ce ne vuole un pochettino. Perciò un altro degli scopi e dei piani del bianco a breve termine sarà quello di riuscire ad arroccare per mettersi in salvo anche lui. Vediamo anche i piani del nero. Il nero, lo scopo è quello comunque di controllare il centro ma da lontano, così come tutti i sistemi moderni. In che modo può controllare il centro da lontano? Beh, abbiamo detto che si può spingere il pedone, l'alfiere andrà in B7 e si potrà controllare la casa in E4, sia col cavallo che con il sostegno dell'alfiere. Quindi questo è un piano. Ovviamente arroccherà fra pochissimo. Fianchetterà sicuramente, e l'idea appunto è quella di cambiare, come dicevamo prima, l'alfiere con il cavallo in C3 in modo tale da ottenere una doppiatura di pedoni, e sappiamo che comunque creano uno svantaggio, una debolezza nella struttura pedonale, e quindi cercherà di sfruttare il vantaggio di sviluppo. Questi sono i piani per entrambi i giocatori. Vediamo quindi come può continuare la partita. Ora il bianco si deve sviluppare e al costo di svilupparsi, quindi di fare l'arrocco corto, è disposto anche a giocare mosse come E3. Mosse come E3 lasciano temporaneamente l'alfiere in C1 senza vie d'uscita, ma per il momento è meglio privilegiare lo sviluppo dell'alfiere in F1, che ovviamente blocca l'arrocco. Il nero invece, come dicevamo prima, non ha problemi di sviluppo, infatti arrocco. Come abbiamo già detto, ora l'alfiere è libero di svilupparsi, alfiere in D3, e ora il nero finalmente inizia ad aprirsi anche lui. Qui ci sono varie continuazioni, C5, D5,
la più utilizzata. Cavallo F3, continuiamo il nostro sviluppo, C5 e arrocco. Ora la partita essenzialmente può continuare in due modi. Vediamo le due varianti e poi vedremo solo la continuazione di una delle due varianti. Cavallo C6, creando una grandissima pressione al centro, A3, cercando di eliminare l'alfiere, detto, fatto, pedone per C4, alfiere per C4, donna C7. E ora ovviamente al bianco non converrà cambiare, altrimenti si ritroverà con il pedone A3 e il pedone C3 debole. Finché c'è questa struttura a forma di cuneo, la partita è ancora buona, ma attenzione che inoltre poi in futuro il nero ha queste giocate che comunque sono ottime. Veniamo a noi, questa era la prima continuazione. Torniamo ancora alla settima mossa, quindi il bianco arroccato, e qui il nero può decidere di evitare cavallo C6 ma di andare subito al sodo. Cavallo questa volta non in C6 ma in D7, la donna va in E2, andando anche a liberare uno spazio per la torre di 1, andare ovviamente anche a proteggere l'alfiere C4 anche se non è sotto attacco in questo momento. B6, come dicevamo, sta arrivando il fianchetto, torre di 1 per creare sia un attacco a raggi X verso la donna, sia ovviamente per andare a sostenere questo pedone, perché dopo un cambio, ed è quello che arriva subito, questo pedone ha bisogno di sostegno. Il solo cavallo sarebbe stato un po' poco, anche perché dopo alfiere in B7, cambio di cavallo, se non ci fosse stata la torre, questo pedone sarebbe stato debole. Adesso vediamo un pochettino come può continuare la partita, e per farlo ci avvaliamo di una partita fra due grandissimi, Aronian 2773 Elo e Karjakin 2722. In questa partita il bianco ha avuto la meglio. Come continuato con la variante più aggressiva, D5, e qui seguono una serie di cambi. Attenzione, alfiere per C3. Ti lascio analizzare un attimino la posizione e poi vediamo come può continuare. Hai visto? Allora guarda com'è continuata, con un colpo di scena. Pedone per 6. Perché questo pedone è così forte tanto da rinunciare alla presa dell'alfiere? Perché lascia stare il fatto che si può catturare un cavallo o che addirittura si può dare scacco in F7, ma c'è questa, doppio di pedone su torre e donna, anche questa è molto forte. Ovviamente ci sono possibilità per salvarsi o uscire con meno danni, ma comunque sono mosse interessanti. Ora, dopo questa spinta di pedone, segue alfiere per F3. Ora c'è sotto la donna e sicuramente il bianco deve stare ancora una volta al gioco del nero. Non si può catturare di donna, perché la donna deve rimanere a sostenere questo pedone. Il bianco è costretto a catturare di pedone. Pedone. E ora finalmente siamo giunti alla fine di una serie di cambi. Quello che bisogna fare in questo punto della partita, prima ancora di fare qualsiasi mossa, è di analizzare, cercare di capire quali sono i punti deboli di ogni schieramento. Chiaramente il bianco ha un arrocco che è disfatto, ha un punto debole, ha un pedone isolato, anche se per ora c'è dietro la torre, ma chissà per quanto tempo ci potrà stare, ha dei pedoni doppiati, è un pedone isolato. La struttura pedonale del bianco è pessima, tuttavia uno spazio così aperto rende molto forti gli alfieri, quindi ora il bianco può sicuramente sfruttare questi alfieri per cercare di andare in vantaggio. Se non trova la combinazione giusta rischia ovviamente di perdere la partita. Il nero ha un pedone debole che ovviamente
crea questa inchiodatura sul re. Infatti vedremo che al più presto il nero si toglierà da questa inchiodatura, ma per quanto riguarda la struttura pedonale invece rispetto al bianco è piuttosto solida. Adesso segue questa continuazione. È inutile cercare di proteggere questo pedone con mosse di questo tipo, perché tanto questo pedone cadrebbe comunque. Donna in C7, alfiere A3. Come dicevamo prima, gli alfieri iniziano a prendere un po' di spazio. Cavallo in C5, ottima mossa. Torre in D4. Torre in D4, molteplici funzioni, quello di poter raddoppiare le torri, di difendere ulteriormente l'alfiere in C4 e di portarsi sull'ala di re e compiere potenti attacchi. Re H8, finalmente ci togliamo dall'inchiodatura. Torre non in D1 ma in E1. E questa è la differenza fra un giocatore medio e un grande maestro, da queste piccole mosse. Torre in A va in C8, donna E5 proponendo il cambio. Donna F7, il nero non ci sta, ma ancora per poco. Qui il bianco può approfittare, diciamo, della presa in C5. Perché ovviamente non lo fa? Visto che questo alfiere, diciamo, è bloccato e sembra non avere attività, perché ovviamente seguirebbe una mossa del genere che porta il nero ad avere una grande attività dei pezzi. Quindi per ora questo alfiere sta qui, crea un'inchiodatura, nonostante questo cavallo è molto forte, però è meglio così che la continuazione che abbiamo visto poco fa. Ora, attenzione, anziché appunto cambiare, guarda cosa succede, alfiere C1. A quanto pare il bianco sembra vedere una collocazione migliore per questo alfiere. Cavallo in D5. Diciamo che i due cavalli vicini sono molto forti perché vanno a occupare tantissime case, quindi sono veramente veramente molto forti, così come la coppia d'alfieri. Quindi abbiamo appena giocato cavallo in D5, alfiere per D5, pedone per D5, donna per D5, il nero comunque ci sta al cambio con donna F3, cambio e cambio. Pensiamo ora un attimino, se noi fossimo il bianco, che cosa potremmo giocare? Guarda un attimino la posizione. Abbiamo una maggiore attività delle torri, abbiamo un alfiere che è in grado di giocare sul lungo raggio, a differenza del nostro avversario che ha un cavallo. Abbiamo un pedone sotto, la torre può catturare il nostro pedone, ma forse questo pedone è meglio perderlo che cercare di difenderlo con mosse di questo tipo. Piuttosto che difenderlo possiamo provare a essere un pochettino più attivi, per esempio entrando in settima con la nostra torre. Ed è quello che infatti fa il bianco. Torre in E7. Tanto il pedone C3, ripeto, sarebbe prima o poi caduto, comunque avrebbe creato troppe complicazioni che non va bene a questo tipo di partita. Alfiere in E3, ora la torre non può più entrare al di qua perché c'è stato il blocco dell'alfiere. Torre A3, il nero è goloso di pedoni. Però, attenzione, torre G4, noi sappiamo le conseguenze che ha un raddoppio di torri sulla settima traversa e infatti la partita non dura troppo. Ora, fra le tante continuazioni, il nero decide di giocare H5, probabilmente era forse meglio A6, però H5 che ha lo scopo di togliere la torre, ma la torre può comunque attaccare. Lo scopo di questa mossa è quello di giocare H4, H3 e di creare una rete di matto, ma ci vogliono veramente tante mosse. Il bianco sorprende con torre in G5, H4 cercando di portare a termine il suo piano, alfiere in D4. Ora, l'unica difesa possibile del nero, che era anche la mossa più forte, che avrebbe messo anche in crisi probabilmente il bianco, era cavallo in E6. Perché cavallo in E6?
perché dopo una cattura di torre, dopo uno scacco di torre, ovviamente vabbè, varie interposizioni che non portano a nulla, re in G2 e la partita sarebbe stata persa, non c'erano vie di uscita. Ma vediamo invece come invece è continuata la partita. Qui anziché giocare questa mossa che comunque non era semplicissima da vedere, c'è stata una svista, torre H7, vabbè. E dopo questa mossa la partita continuò proprio per qualche mossa, poi il nero decise che non era più in condizioni di continuare la partita. Bene, io spero che questo video ti sia piaciuto. Tutte le analisi, tutti gli approfondimenti delle difese li trovi nel corso, nel video corso di aperture che ho realizzato dalla durata di oltre 6 ore. Quindi magari per chi non ha tempo di guardare, leggere libri, eccetera, magari guardarsi un video o più video può essere la soluzione migliore per imparare e imparare qualcosina di più sulla propria apertura. Io ti ringrazio per aver visto tutto il video, ci vediamo alla prossima, un saluto da mattoscacco.com.